Ognuno ha scelto il proprio modo per salutare l'arrivo del nuovo anno. Il 2025 è stato celebrato in Friuli nelle maniere più disparate per assecondare le tante diverse esigenze delle comunità della provincia. In montagna ovviamente l'emblema del saluto al 2025 è stato rappresentato dalla discesa delle fiaccole dal Monte Lussario, ormai tradizione consolidata e imperdibile per friulani e turisti al primo dell'anno, una scia di luce che illumina una delle cornici naturali più belle d'Italia. A Cividale invece è stata celebrata la gubana, il dolce tipico friulano, con una versione maxi da 50 kg e oltre e le bollicine ad accompagnarla rigorosamente. A Pordenone c'è chi ha scelto l'arte, quella elevata, anche impegnata politicamente per così dire. Lunghi applausi al Teatro Verdi per la prestigiosa orchestra sinfonica della Radio Nazionale Ucraina diretta dal maestro Volodymyr Sheiko e con il valore aggiunto di una straordinaria solista, la violinista Bogdana Pivnenko, nota e acclamata dalle platee di ogni latitudine come ambasciatrice della musica ucraina, una speranza che il 2025 possa segnare la fine della guerra e un nuovo inizio di convivenza civile. E poi c'è stata Udine. Bellissimo ragazzi! Di più! Circa 3.000 udinesi e turisti hanno scelto la bella piazza Primo Maggio per scatenarsi sulle note del palco offerte da Radio Peter Pan e godersi i suggestivi fuochi pirotecnici della mezzanotte alzando il naso verso il castello. Dopo il saluto istituzionale del vice sindaco Venanzi a nome dell'amministrazione comunale è continuata fino alle 3 del mattino una festa che ha coinvolto tutti quelli accorsi in Giardin Grande. Cuba, vivi qui!